Il prim impact visiv di cui che al visite pantellerie è quel di un ambiente sec, sterpos, plen di pieris e di claps. Anche la queste, quasi sempre montagnose e roseate dal mar, e mostre claps e pieris perdut. La int de isole, un qualsisei grum di pieris e claps, lu clamin sese. Non è di maravigliarsi se anche voi al ven clamat sese anche l'antic popol che 2000 anni prima di Cristo, forse venuto dal Nord Africa, aveva vissuto in queste isole. Stant a testimonianze che si può inviare dal museo dal territorio di Puntaspillo, i sesi avevano importato sulla isola la arte delle chiazze, la pastorizia e l'agricoltura. Ma i sesioz, bravi navigatori, avevano infatti di Pantellerie un ponte importante per il commercio tra la Sicilia e il continente africano di prodotti lavorati di ceramiche e ossidiane. In località Mursia, dove i sesi erano sbarciati, in posizione sopraelevate, si può inviare i schiavi archeologici dal loro gran villaggio di insediamento. Lis capanis erano sia tarondis che ovalis. Polis oparis di difese fatis di grandis, enormis murais di pieris e claps. Disin che la più grande è lunga 200 metri e alte più di vot. Ma per da bon eccezionale è la megalitica costruzione funeraria chiamata Sese da Re o Sese Grande. Monumento tan simile ai nuraghi de Sardegna, unic sese restat su tanti altri, alle al 5 metros e 58 centimetros e l'arc fin a 20 metris.
Dentri riposava la salme di un re. Il dulintor dal Sese Grand è un misclic tra archeologie e modernissimis, costosis, vilis, paituristi, idamusi. A Pantellerie, l'antic e il moderni non stanno per nuie, perché claps e pieris a fasin parte dal paesaggio che, dopo veti colpì, la sua fantastica magia ti resta drenti te anime per sempre. Mandi!